Buondì cari amici, stasera parliamo le consonanti, l'usaggio delle consonanti in piemontese. Sì, l'ho marcato un po' di consonanti insieme alla lavagna. In piemontese, la S, per trovare marcata S sempia, e per trovare marcata S dubbia. La Z, per trovare marcata Z, e per trovare marcata dubbia Z. Non è abbastanza raro, ma per trovare marcata dubbia Z. La N, per trovare marcata N, e per trovare marcata N con un trattino. La C, per trovare marcata C, d'accordo? Ma co CC e CH. La V, per trovare marcata V, ma mentre che i vire la V si pronuncia, da vire si pronuncia NEN. Allora, camminiamo con la S. Allora, al suon S appare dus o forte. Se mi dico per esempio rosa, e pronuncio la S dusa, ma se dico russa, e pronuncio la S forte. Allora, diciamo che tra due vocali, o puramente in finale di parola, dopo una vocale, la S per essere dusa o forte. Fummo un esempio. Piuma, per esempio, paz, pace. Ma se dico pass, e quindi pronuncio una S forte, pass, e devo marcare la doppia S. Ma la S per trovarla dopo una consonante. Allora, dovrà la S dopo una consonante se la S è forte. Per esempio, am sum, che corrisponde all'italiano messe, la messe, l'am sum. Passiamo alla Z. La Z è una Z per trovare un principio di parola prima di una vocale. In questo caso si pronuncia come la S dusa. Per esempio, zunzune. Zunzune. Ma la per trovare dal corpo della parola dopo una consonante, in questo caso la S dusa. A differenza la S dopo una consonante che la S forte. Infatti dico zunzune, zunzune. Fummo un altro esempio. Zanziva. Attenzione che mentre in italiano direi gengiva, in piemontese possiamo dire gengiva, no? E dico zanziva, zanziva. Sono per quanto riguarda la S e la Z. Per quanto riguarda la N, l'N per essere pronunciata come in italiano, ma in tal caso, più per esempio nav, va benissimo, nav. Ma la N, per essere, la pronuncia, la pronuncia velare della N, per esempio, per di cucina, cucina corrisponde tanto all'italiano cucina come all'italiano cugina, no? Però attenzione, che questa N sì, non è pronunciata cucina, ma le pronunciata cucina. E prima di pronunciare la vocale, dopo aver pronunciato la N, è come una sospensione, un momento
cucina, cucina. Questo è un suono particolare della lingua piemontese, ecco. Non in tutto il Piemonte si dice cucina, io posto dove dico cucina, per esempio, o cucina, ecco, insomma. Ma, insomma, la pronuncia letteraria è cucina, cucina. Più la C. La C, allora, vabbè, potremmo avere la C comune, insomma, perde la C come l'italiano. Ci sono due suoni, due diciamo, maniere da scrivere che l'italiano trovano. Il CC, per esempio, diciamo, contaccio, 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 con la C d'usa alla fine della parola, dopo una vocale, contaccio, contaccio, si rappresenta con la C dubbia. Ma la C forte alla fine della parola, no, dopo una vocale, si rappresenta con CH. Per esempio, armanac, armanac. E poi gli stessi cognome, no, che è pic. L'avevo visto che per gli casi che l'avevo si pronuncia, e casi che si pronuncia non, insomma, no? Forse già io te dire che io parlasse, che la via parlava, la via fava l'esempio di lui, ecco, lui, si scrive pareil, ma si pronuncia lui, non luv, ma lui, insomma, no? Mentre invece, per esempio, l'ave, in questo caso la V si pronuncia, la V. Abbiamo proprio fatto un volo insieme alle consonanti. Ecco, ne ancora un però, Attenzione, che l'uma in piemontese, una combinazione di S e C, in piemontese, tra il piemontese comune e il piemontese letterario, al suono sc e nen. E il suono sc. Per esempio, più il verbo sciappè. E allora se mi scrivesse SC senza trattino mese, e sarebbe sciappè. Per lese sciappè e devo scrivere pareil. Ecco, pareil, no? Allora sciappè. Per lese che l'abbiano smenciato tante robe che sarebbe importante di. Ma intanto, per il momento, fermose, belle sì.